Oltre 2000 sardine hanno invaso Piazza del Papa, spinte dalla voglia di cambiamento. Le Markense Lega è lo slogan del flash mob che ha visto la partecipazione di giovani e adulti provenienti da tutta la regione. Con loro anche Lorenzo Donnoli, uno dei promotori emiliani del movimento. Canzoni, magliette e cartelli a forma di sardina per dire basta alla politica dell'odio. Perché siete qui oggi? Per risvegliare le coscienze delle persone e iniziare a fare qualcosa e soprattutto nei confronti della politica di destra. Importante sottolineare che è un movimento anche che nasce come proteste in generale per la politica attuale, perché se noi siamo qui è perché anche in qualche modo non ci sentiamo rappresentati dalla sinistra di adesso. Il compito che ci siamo proposti tutti quanti è di riportare tanta gente in piazza. Considerate che fra gli organizzatori abbiamo parlato con centinaia di persone e questa sera qui, come nelle altre piazze, ci saranno persone che da anni non votano. Vogliamo assolutamente essere una spinta propulsiva, un vademecum per i partiti. Siamo qui per ricordare che il prossimo appuntamento delle regioni del politico della regione sono le regionali. E anche per le regionali c'è necessità di un momento di svolta, che però non può essere data alle ricette banali e semplicistiche della destra. Cerchiamo soltanto il rispetto per la Costituzione, siamo contro queste correnti di destra che non fanno bene al nostro Paese. Per un futuro migliore per i nostri figli, insomma, per un mondo più aperto e più tranquillo, dove tutti siamo più umani. Siamo qui per appoggiare tutte le sardine. Il movimento delle sardine, partito da Bologna poche settimane fa, dopo le manifestazioni di Pesaro e Ascoli Piceno, è arrivato anche ad Ancona, nello stesso giorno della visita della leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, in vista delle elezioni regionali del 2020.